Il Veneto è fermo da 15 anni, anche oggi il Presidente è arrivato in aula e ci ha fatto sempre il solito discorso che poi è uguale a se stesso e si ripete continuamente, mentre il mondo attorno a noi cambia velocemente. Noi pensiamo che questa regione debba cambiare altrettanto velocemente. Abbiamo fatto 5 proposte che sono le 5 cose che noi vogliamo per il Veneto e che oggi in Veneto non ci sono e che rendono dunque la nostra regione più fragile e più insicura. La prima proposta è quella che riguarda i cosiddetti caregiver familiari, cioè le persone che in maniera quasi trasparente si prendono cura dei propri cari in maniera volontaria e gratuita, che oggi non esistono per il sistema sanitario regionale. Chiediamo alla Regione di intervenire e di riconoscere questo bisogno. Vogliamo costruire le condizioni per l'istituzione dello psicologo di base, cioè di un supporto psicologico in particolar modo rivolto ai giovani che dimostrano costantemente segni di difficoltà e di disagio. Anche questa è una risposta che i ragazzi del Veneto non riescono a trovare nei tempi adeguati. Chiediamo alla Regione di istituire un fondo per i ristori del maltempo. Ogni volta che c'è una calamità naturale, cosa che accade sempre più frequentemente, i cittadini e le imprese sono costretti ad aspettare mesi, se non anni, per vedersi riconosciuto solo una piccola parte dei danni subiti. La Regione non può osservare questa ingiustizia senza fare niente. E infine chiediamo la costruzione delle condizioni affinché la transizione ecologica non sia solo imposta dall'alto, ma diventi utile e fattibile anche per i cittadini. Quindi chiediamo l'impegno della Regione per dei contributi economici che incentivino l'installazione di pannelli fotovoltaici anche in abitazione private oltre che nell'impresa. Ovviamente l'altro tema, l'ultimo, è quello che poi è il grande assente dalla programmazione regionale, cioè la tutela per la sicurezza e la salute sul posto di lavoro. La regione dei lavori e dei lavoratori non può essere così indietro rispetto alle tutele che questi soggetti hanno, e quindi chiediamo un grande impegno e un grande investimento per incrementare significativamente la sicurezza sul lavoro, dal caporalato ai lavoratori digitali, dagli appalti pubblici, per essere davvero una regione attrattiva dove il lavoro è non solo stabile ma anche sicuro.